Benvenuto all'interno di questo videocorso, mi presento velocemente, io sono il candidato maestro FIDE Luca Ballotti e in questa serie di video lezioni andremo insieme a costruirci un repertorio con il bianco per contrastare una delle difese più giocate con il nero, una delle più forti e più temibili, ovvero la difesa siciliana, e in particolare andremo a vedere la variante con pedone D6, una delle varianti più giocate senz'altro. La siciliana è composta anche dalla variante con cavallo C6, anch'essa abbastanza giocata, ed E6. Queste sono le varianti principali della difesa siciliana. Poi esistono altre varianti minori come G6 che giocano davvero in pochi giocatori. D6 quindi è una delle varianti principali e qual è la mia idea in questo videocorso? È fornirvi un repertorio che vi permetta, senza dover ricordare troppe linee impossibili o comunque molto difficili da ricordare, tutto ciò vi possa permettere di giocare, diciamo, più con la vostra testa, quindi entrare in posizioni meno teorizzate, che magari il vostro avversario conosce anche meno, perché essendo linee meno giocate rispetto ad altre, molto probabilmente il vostro avversario non sarà preparato ad avere, o almeno non sarà così preparato come lo è in altre linee. La linea che vi andrò a proporre è una linea che molti giocatori forse non hanno neanche mai visto nella loro carriera scacchistica, ed è la seguente. Ok, D4 è la mossa principale, ma qui dopo C per D4 quello che vi propongo io è donna per D4. Perché donna per D4? Donna per D4 sembrerebbe concedere al nero la mossa cavallo C6 che attacca la regina, e come ci hanno insegnato comunque uno dei principi principali in apertura è non tirare fuori la regina troppo presto, perché questa altrimenti verrebbe magari attaccata dai pezzi del nostro avversario. Noi dovremmo continuare a muovere questo pezzo, quindi la regina, mentre il nostro avversario piano piano tira fuori tutti i suoi pezzi. Allora perché donna per D4? Sembra una mossa molto stupida. L'idea è semplice: dopo cavallo C6 giocare alfiere B5, quindi andare a inchiodare il cavallo sul re, e adesso il cavallo ovviamente non può catturarci la regina. Quindi di conseguenza cosa fare con il nero? La variante principale, diciamo, è quella con alfiere D7 in questo momento, ma più che altro io andrei a concentrarmi sull'idea di questa apertura. Allora, l'idea di questa apertura è tirare fuori pezzi molto velocemente con il bianco, centralizzarli, quindi molto probabilmente le mosse del bianco saranno queste, molto spesso si arrocca lungo e poi si è già pronti con le torri al centro, quindi vedete come nel giro di 3-4 mosse abbiamo già tutti i nostri pezzi fuori. È un'apertura che inoltre ci garantisce un certo vantaggio di spazio. Vedremo infatti che questo alfiere e questo cavallo verranno eliminati dalla scacchiera, perché l'alfiere catturerà quel cavallo lì e la nostra donna rimarrà centralizzata. E rimarrà centralizzata in una maniera tale per cui il nostro avversario non riuscirà ad attaccarcela così facilmente, e di conseguenza questa regina sprigionerà una forza gigantesca. Allora, c'è da dire innanzitutto che tutte le linee del nero con G6 tipo dragone sono praticamente annullate. Cioè il nero non riesce mai a giocare questa mossa appunto per la nostra fortissima regina in D4 che andrebbe a mangiare la torre. Quindi qualsiasi giocatore di siciliana che magari gioca al dragone qua già potrebbe trovarsi in grosse difficoltà, perché gli schemi che conosce già non li può più giocare. Ok? E qua ci sono un paio di modi di giocare con il nero. Allora, abbiamo detto alfiere D7. Ok? Alfiere D7 è praticamente l'unico modo qua, anche perché il nero deve schiodarsi. E adesso schiodandosi attacca la mia regina. Adesso qua il bianco va a catturare il cavallo e qui già il nero ha due opzioni: B per C e alfiere per C. Ok? Adesso ci torneremo su. Oltre cavallo C6, che sembra la mossa più scontata ed è la mossa che vi farà il 99% dei giocatori, esistono altre due mosse che puntano ad essere un pochino più astute. La prima mossa è alfiere D7. Con quale idea alfiere D7? L'idea è quella di andare a tirare fuori il cavallo senza che noi possiamo andare a inchiodare il cavallo sul re, quindi di conseguenza quando il cavallo ci andrà ad attaccare la regina dovremo spostarla. Questa è un'idea sulla quale il bianco andrà a giocare la mossa C4. La mossa C4 è una mossa molto forte perché prende spazio e dà vita a quella che viene definita la struttura Marozzi. È una struttura dove il bianco ha davvero molto spazio, i piani del nero sono 2 o 3, sono abbastanza standard e prevedibili,
e quindi basta un attimo capire dove mettere i pezzi, come svilupparli e non si dovrebbero avere troppi problemi. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, la difesa siciliana, qui dopo la variante principale con cavallo per D4, richiede la mossa cavallo F6 per far giocare al bianco cavallo C3, perché su un'altra mossa lenta, ok, per esempio G6, che non è una mossa che attacca un pedone, quindi è un pochino più lenta di cavallo F6, il bianco potrebbe giocare C4 e dare vita a quella che viene definita struttura Marozzi, cosa che invece dopo cavallo F6, cavallo C3 non può più fare, proprio perché il pedone adesso è ostacolato dal nostro cavallo in C3. Quindi di conseguenza alfiere D7 qua, dopo i cambi donna per D4 e ora alfiere D7, è una mossa sì astuta ma che allo stesso tempo viola, diciamo, i principi basilari della difesa siciliana, quindi consente al bianco di giocare la mossa C4. Oltre la mossa alfiere D7 qua esiste un'altra mossa che ha 6 con un'idea molto simile ad alfiere D7, ovvero giocare cavallo C6 evitando la fastidiosa alfiere B5. Qui dopo A6 ancora una volta il bianco gioca C4 ed entrerà in una struttura Marozzi che andremo ad analizzare insieme in modo molto approfondito. Però la maggior parte dei vostri avversari giocherà cavallo C6, quindi torniamo su questa variante. Dopo alfiere B5, alfiere D7, a questo punto il bianco mangia il cavallo. Mangia il cavallo perché non sta a perdere un altro tempo con la regina, visto che l'ha già mossa. Adesso alfiere per C6 è la variante principale. Io ho fatto davvero molte partite con questa apertura e mi ha dato uno score davvero ottimo e la maggior parte dei miei avversari ha giocato alfiere per C6. La maggior parte intendo il 90%, cioè praticamente tutti mi hanno giocato alfiere per C6, che è anche la mossa, diciamo, più naturale, visto che abbiamo appena fatto alfiere D7, catturare di pedone B avrebbe un pochino meno senso e ancora una volta qua andremo a giocare pedone in C4. Qui dopo alfiere per C6, l'idea del bianco è giocare cavallo C3, ok? E vedete, appunto come dicevo prima, che la mossa G6 non è giocabile. Qua il nero gioca principalmente cavallo F6, ci sono altre possibilità che adesso andremo a vedere. Dopo cavallo F6, solitamente la mossa è alfiere G5, con l'idea di fare arrocco lungo, torre E1, e come vedete i pezzi del bianco sono già tutti fuori, mentre quelli del nero sono ancora indietro. Poi magari il nero andrà ad arroccare corto, praticamente non può arroccare da altre parti, perché il re se arroccasse lungo sarebbe un po' troppo scoperto, e a quel punto il piano del bianco sarà magari centralizzare di nuovo questo cavallo e partire all'attacco così. Poi vabbè, analizzeremo in modo molto più approfondito questa variante, anche perché è quella che guarderemo di più, essendo quella più giocata. Qui dopo alfiere G5 il nero principalmente gioca con la struttura di pedoni E6 e qua dobbiamo fare una grossa, diciamo, c'è una grossa differenza tra E6, che è la variante, diciamo, migliore per il nero, e la mossa E5, che in questo caso è già un grave errore strategico, vedremo il motivo. Qua il bianco può giocare donna D3 semplicemente. E il problema principale sarà la casa in D5 e il fatto che questo cavallo qua verrà eliminato dal nostro alfiere. Questo cavallo qua sarà il principale difensore della casa D5, quindi guarderemo in modo approfondito che la casella in D5 sarà molto debole e il fatto che il nero abbia solo un controllo, comunque solo un difensore di questa casella, ovvero l'alfiere in C6, creerà molti problemi, visto che al nero ovviamente, visto che noi avremo ben due cavalli e quindi una volta che un nostro cavallo andrà in D5 e verrà catturato dall'alfiere in C6, rimarrà l'altro che potrà magari andare nella casella in D5 e poi il nero rimarrà con questo alfiere che sarà decisamente molto più debole. Quindi tornando a noi, quindi E5 qua è un grosso errore, se è la mossa migliore per il nero qua. Se il nero vuole giocare con la struttura di pedoni con E5 deve giocare E5 qui, perché cos'è che cambia? Adesso dopo donna D3, cavallo F6 sarebbe un errore perché rientreremmo nella stessa variante di prima dopo alfiere G5, ma qua il nero deve assolutamente giocare la mossa H6, quindi impedire alfiere G5 e di conseguenza l'eliminazione del suo cavallo difensore della casa in D5 e a questo punto questa linea può essere giocata per il nero dove il bianco ha il suo classico leggero vantaggio derivante dalla prima mossa e una posizione molto comoda da giocare. Anche qua guarderemo meglio tutto quanto. Quindi
Queste sono principalmente le idee che ha il nero. Abbiamo visto alfiere D7 al posto di cavallo C6 che ci attacca la donna. Abbiamo visto, tornando indietro, quindi qua, abbiamo visto la mossa A6. Esiste un'altra mossa che è cavallo F6 che però non ha tanto senso. Dubito che i vostri avversari giocheranno una mossa del genere, ma in realtà è un semplice rientro, perché dopo cavallo C6, cavallo C3 scusate, cavallo C6, alfiere B5, a questo punto saremo rientrati nella variante principale dopo alfiere D7 e alfiere per C6. Quindi queste sono le linee principali. Su alfiere D7 e A6 dobbiamo ricordarci di giocare la mossa C4 che ci garantirà un grosso spazio e comunque un grosso controllo del centro, soprattutto della casella in D5 e della casella in C4, e quindi il nero sarà un po' schiacciato e vedremo con calma tutti i vari piani.